Resta sotto sequestro l'impianto USA MUOS realizzato nella riserva di Sughereto di Niscemi in territorio nisseno. È l'effetto della decisione della Cassazione che ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Difesa. Rimane vigente l'ordinanza emessa il 1 aprile 2015 dalla GIP di Caltagirone, confermata poi dal Tribunale per il riesame di Catania su richiesta del procuratore Giuseppe Verzera, che ha bloccato la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di telecomunicazione nella base americana. La Cassazione ha anche condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali. Il procuratore di Caltagirone, competente per territori su Niscemi, ritiene che il sistema di comunicazione del Dipartimento della Difesa USA è sottoposto a vincoli di rispetto ambientali perché realizzato in un'area protetta con inedificabilità assoluta, tesi condivisa dal GIP Salvatore Ettore Cavallaro, che il 1 aprile dello scorso anno ha disposto il sequestro della struttura. Il provvedimento, che era stato eseguito dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale e dai carabinieri della Procura, era stato confermato il 27 aprile del 2015 dal Tribunale del riesame di Catania. Un primo sequestro del MUOS era stato adottato nell'ottobre del 2012 su richiesta dell'allora procuratore Francesco Paolo Giordano, che aveva ritenuto illegittime le autorizzazioni concesse dalla regione siciliana, ma era stato poi annullato dal Tribunale del riesame di Catania, che invece valutava validi gli atti del governo dell'isola. Ma nel febbraio del 2015 il TAR di Palermo, accogliendo il ricorso del comune di Niscemi, ha annullato tutte le autorizzazioni della regione, imponendo il blocco dei lavori. Su questo fronte è ancora pendente un ricorso al CGA. Ma per la Procura di Caltagirone è stata la svolta giudiziaria. Non si è posto più il problema sulla legittimità delle autorizzazioni perché non esistono più e quindi per l'accusa il MUOS è abusivo. La vicenda del MUOS di Niscemi, ironizza l'ex parlamentare regionale del PD Ferrandelli, è la metafora di una Sicilia guidata da Crocetta, un presidente della regione che, nonostante sia ormai divenuto abusivo, visto che la totalità dei siciliani non lo vuole più e faccia male alla Sicilia per incapacità politica e amministrativa, continua a stare lì fermo. Così come quel radar a cui io mi sono sempre opposto, non perché ne contesti l'utilità dal punto di vista della sicurezza nazionale e internazionale, ma perché qualsiasi opera deve essere compatibile con la salute dei cittadini e con la tutela dell'ambiente circostante, osserva ancora Ferrandelli. Grande soddisfazione esprimono i parlamentari del Movimento 5 Stelle all'Ars. La decisione, afferma il deputato Giampiero Trizzino, è certamente un passaggio importante in una vicenda che è diventata volutamente complessa. Noi non abbassiamo la guardia. Se la decisione finale dovesse vederci perdenti, porteremo la questione alle corti europee, tuonano i grillini di Sala d'Ercole.